I giorni passano ed io non sono felice, perché odio mentire sulla felicità, è una cosa veramente imbarazzante dover sforzare, ostentare degli stati emotivi che non abbiamo. Però devo veramente dire che sono contento. Qual è la differenza tra felicità e contentezza? La contentezza lo suggerisce anche l'etimologia del termine, è quella sensazione che tu hai dove ti accontenti di ciò che hai e ti senti appunto non felice nel senso energico, euforico, adrenalinico, bensì in pace, in una sorta di pace. Saprei anche come rendermi felice, ovviamente per brevi istanti. Ci vuole anche poco, voglio dire, per rendermi felice in questo periodo, in questi giorni. Mi basterebbe un bel giro in bici, come dico io, magari una bella discesa in montagna. So che non è fattibile, nel senso che in teoria mi piacerebbe, dopo col freddo e tutto, sono ancora tutto raffreddato, la voglia ti passa e non lo faresti, e me ne sbatto perché non ho aspettative su questa cosa. Ma anche il CP oggi ci vuole regalare una sua perla, che è mai catare sul rosmarino dai bordi perché ci pissano i cani quando lasci una bici a Jesolo. Ma sprofonda lo stesso? No, non sprofonda, no. Così, da un posto all'altro. Se può interessare a qualcuno, lo dico da anni, la spiaggia della Brussa, soprattutto in riva, è molto compatta, quindi in bicicletta c'è pedali quasi come se fossi nell'asfalto, veramente bello. Una bella esperienza, semplice ma bella, perché non è per forza detto che una cosa, che bella conchiglia, per essere bella deve essere chissà cosa. Caro il Giacomo con la sua bici da enduro, che è tutto felice, che fa le cose del fuoristrada lui. Qui c'è 3 cagnoni giganti. CP che vive serena la sua vecchiaia in mezzo ai cani. Guarda che è strano vedere il CP in mezzo ai cani, tanto strano. Guarda, senza sangue che vuole per aria. Sì, sai cosa? Certi istinti sì, primordiali li perde, esatto, li perde con l'età. Ne avevo parlato proprio l'altro giorno nel video, che inizi con la sessualità, poi l'aggressività per mantenere la specie, per mantenere la prole, per difendere il branco, ok? E poi basta, vai in quella che chiamavano la pazza dei sensi. Sti che bello che con mi parla, perché altri si allontana e parla di cazzi suoi. I miei amici è così, non ci credo. C'è la Amy che difende la Ray e gli stacca il cane. Quando il cane gli salta addosso alla Ray per giocare, arriva la Amy e li divide, guardala, sempre in mezzo. Che storie pazzesche. Lo faceva una volta con me col cinghiale quando era in calore, che mi caricava, allora arrivava la Amy e mi staccava, lo mandava via. Bonguara. E 3 robe buone a Alessia, che piace il beat, ciappar bongue e fame il pasticcio con i radici. Solo che adesso non lo fa più. All'inizio scherzavo sempre, dicevo mi sono messo con te per il pasticcio. Adesso la separa. No, lo fa, ma non è la stessa cosa. Come mai? Non so se usa paste diverse o non so. C'è stato il periodo che faceva quella senza glutine e ci sta, però adesso mi pare che ha mollato il senza glutine, ma non... Certo, lei faceva la pasta in casa, la pasta fatta in casa, la faceva bene. Non ho più voglia di fare niente, ma giustamente anche no. Sì. Pensa anche ad altro. I programmi della giornata, non fare un caso, lo sto già facendo io. Mandare l'Alessia a prendere le vongole e stiamo andando alla grande, che ce ne sono tante, e dopo niente raccogliamo la legna. Ricordo per Giacomo quando era piccolo che faceva la pipì wild. Abbiamo scarsità di vongole, troppa concorrenza. Tanto secchi, Dio caro. Vieni gioia bella, infila io dentro porto a te sacchetto capo. Apri buco. Sì padrone, io aprire buco borsa. Ecco. Vieni padrone, vai con potenza di... Ma no, va! Qua piccicani gatti. Vai! Dai, vai, salta! Usa olio cuore! Addio! Usa olio cuore, vediamo, dai! Olio cuore! Olio cuore, Dio caro. Vieni Amy! Questa è una bella mettendo le linee. Fioi, le crisi, bisogna reinventarsi e trovare il modo per incamerare qualcosa. No, ci sono cascati.
Faccio un po' di tè. Te chi? Tè mi. Ah. Io devo pensare all'aperitivo, mi guarda che bella. Hai 5. No? Non è una brutta idea. Guarda, col foghetto. Sì, quelle hai Ah, comprate, te non è ovviamente una non brutta idea. quelle. Questo è l'aperitivo. Vabbè. Anche le mandorle. Vedi tu? Questa scisone, spacca, va, bira, va, spacca bottiglia. E dopo, e sta dei 5. Col biscottino, da puzzare dentro. E così, caro, ti diventerà vezzo anche a te.